2021 è stato un anno di netta ripresa dei Ports of Genoa, che hanno sostanzialmente recuperato rispetto alla situazione precedente alla pandemia. Abbiamo ovviamente fatto una performance molto migliore rispetto al 2020, ma quella era attesa da tutti. Il rimbalzo c'è stato in tutte le aree del mondo. In Europa abbiamo recuperato più o meno rispetto al 2019, ma siamo andati un po' meno bene di altre aree del mondo. Guardando il Ports of Genoa, come tonnellate generali, nel 2021 continuiamo a perdere un circa 5% rispetto al 2019, ma è sostanzialmente da attribuire al calo delle rinfuse liquide del petrolio e del greggio, che è oramai da diversi anni in contrazione. Poi ovviamente con la pandemia la brusca contrazione della domanda, ad esempio da trasporti, ha richiesto molto meno interscambio di greggio e quindi sostanzialmente il calo è dovuto ancora a quello. Viceversa, nel comparto container, che è la merceologia che pesa di più sul totale tonnellate del sistema portuale, il sistema ha registrato un più 4,2% rispetto al 2019. Il sistema portuale ha movimentato quasi 2.800.000 TEU ed è stato l'anno più alto di sempre nella movimentazione dei container. A conferma, nonostante il perdurare di alcune criticità nell'accessibilità terrestre ai porti, agli scali del sistema portuale, confermando il totale recupero e la ripresa del sentiero di crescita. Anche nel settore merci convenzionali e traghetti, cosiddetti RoRo, la situazione è sostanzialmente recuperata rispetto al 2019. Continuiamo a stare invece in territorio negativo sulle rinfuse solide, anche se nel 2020, con la ripresa dell'attività industriale, anche in questo comparto la domanda è tornata a trainare, quindi siamo in recupero. La situazione ovviamente permane più critica sul fronte dei passeggeri. Abbiamo recuperato abbastanza bene nel settore traghetti, dove oramai il calo rispetto al 2019 è pari intorno al 20-25%. Resta ancora critica la situazione ovviamente sulle crociere, dove nonostante un 2021 migliore del 2020 siamo ancora significativamente lontani dai livelli del 2019. Speranza però, guardando un po' all'order book delle compagnie di crociera, già a partire dall'estate si esca da questa situazione fortemente penalizzante degli ultimi 2 anni e si torni ai livelli pre-pandemia.